Prima di tutto lasciatemelo dire, finalmente piove. Piove bene, piove tranquillo, ma viene giù un bel po' d'acqua, ne avevamo un bisogno incredibile, non solo per spegnere gli incendi definitivamente nell'area di Longarone, ma per ridare un po' di fiato al nostro territorio e di conseguenza anche alla pianura. Allora, il titolone di apertura sul Corriere delle Alpi, ma poi vi mostro subito il gazzettino, riguarda la Val di Zoldo. La Valle di Zoldo che in questi giorni appunto è isolata sostanzialmente, se parliamo delle strade normali, è isolata perché la 251, la strada provinciale, è chiusa e resterà chiusa ancora una settimana dopo l'incendio di Longarone, in conseguenza dell'incendio di Longarone. Incredibile, una vallata intera, erano 2 comuni, adesso è un comune unico, quello di Val di Zoldo, isolata dal resto del mondo praticamente, se non attraverso i passi alpini, a causa di un incendio che ha messo a nudo ancora una volta, ma è ogni anno così, ancora una volta la fragilità di quell'arteria e di quel collegamento. Il titolone sul Corriere in apertura è questo: una galleria per la strada provinciale 251, ma servono 38 milioni. Il Gazzettino invece stima 53, lo vedete sulle locandine anche oggi in giro davanti alle edicole, tra galleria, opere connesse. Vernizzi, che è il capo di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, ha detto: l'incendio è spento, ora i lavori. Quali lavori? I lavori di bonifica, di manutenzione, di disgaggio per evitare che cadano sassi sulla strada, i più grossi. Riapriremo la strada tra una settimana, dice ancora il sommario. In realtà Vernizzi ha anche aggiunto, lo vediamo adesso sul Gazzettino, che nonostante la riapertura il pericolo di caduta sassi resterà, perché quella valle è veramente in una condizione di pericolo, di insicurezza dal punto di vista della circolazione stradale. E qui consentitemi, in apertura di questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, oggi ci sono io, Luigi Guglielmi, che vi auguro appunto un buon giovedì piovoso e non piovoso disastroso, piovoso bene piovoso come oggi, come per ora. Bene, in apertura viene da fare una riflessione. La galleria per la 251 servono 38 milioni, 53 dice il Gazzettino. Se servono bisogna tirarli fuori, bisogna che lo Stato, la regione che ha la competenza sulle strade, trovi questi soldi. L'assessore regionale ai trasporti nonché vicepresidente ama ribadire, la Elisa De Berti ama ribadire che sulla provincia di Belluno è stato speso 1 miliardo negli ultimi tempi, va benissimo, è tantissimo, sarà anche di più di quello che è stato speso da altre parti del Veneto, però ricordiamoci che Belluno ha un territorio particolare e ha delle necessità particolari, e soprattutto per troppi decenni si è fatto troppo poco, tant'è vero che adesso le modifiche per mettere appena in sesto l'Alemagna costringono a chiusure incredibili, a disagi incredibili, perché ci sono 1000 punti da rattoppare, 1000 punti da mettere a posto, e comunque non saranno messi a posto con sufficienza. Negli anni scorsi abbiamo visto l'apertura della Galleria del Comelico, che adesso ha problemi enormi e ha cambiato la prospettiva di una vallata. Abbiamo visto opere importanti nel Feltrino, abbiamo visto l'arrivo dell'autostrada, abbiamo visto, per quanto riguarda i collegamenti all'interno delle vallate, pensate in Agordino che cosa è stata l'apertura della Galleria dei Castei, l'apertura della Galleria di Listolade, l'apertura della Galleria delle Anime, hanno cambiato la vivibilità della valle. La politica qui ha delle colpe importanti, mi sento di dire, perché è anche a causa di questi mancati collegamenti che c'è stato lo spopolamento tremendo di questi anni. Una responsabilità enorme. Questi soldi non sono solo per far circolare le macchine, solo per continuare a far vivere la gente in montagna, e poi se la gente non vive non c'è manutenzione, il territorio va a remengo, si potrebbe dire, e guardate cosa è successo anche l'altro giorno con l'incendio di Longarone, che poi ha fatto spendere un sacco di soldi per spegnerlo, conseguenze perfino in provincia di Treviso per l'aria irrespirabile. Ecco, questo è il conto che si paga quando non si progredisce piano piano e in modo corretto. Scusate questa tirata, ma mi sembrava doveroso dirlo, perché credo veramente che anche noi come giornalisti non possiamo rimanere indifferenti. Sì, è vero, servono tanti milioni, sarebbe ora di metterli, è ora. Zoldo sono decenni che non ha una modifica seria di quella strada.
Allora, vi dicevo che sarei passato al Gazzettino e infatti ve lo mostro qui, il titolone di Belluno, della pagina di apertura del fascicolo di Belluno è questo: Zoldo, la soluzione c'è, una galleria, appunto, anche loro titolano su questo, anche l'altro giornale nostro provinciale. Veneto Strade ha un progetto già pronto che attende solo di essere finanziato, tra tunnel e altre opere costa 53 milioni. Ve lo dicevo l'altro giorno, vi ricordate, in rassegna stampa vi dicevo che Veneto Strade è da tempo che sa come intervenire in Val di Zoldo, solo che c'è sempre qualche altra priorità e soprattutto manca l'input della politica. Il Veneto Strade è della regione. Manca evidentemente un ok dalla regione che dica sì, qui bisogna investire, e così si sta fermi. E restando fermi, questa povera gente di Zoldo subisce di tutto e la vallata si spopola. Il presidente Vernizzi, presidente di Veneto Strade, resta la possibilità di caduta massi. La strada rimarrà pericolosa anche quando sarà riaperta. Capite perché non se ne può più e bisogna pensare a un'alternativa? Servono 53 milioni di euro, vi leggo il lancio a firma di Zambenedetti, per mettere in sicurezza la provinciale della Val di Zoldo. Con quel budget si realizzerà una galleria di 900 metri tra Igne e Soffranco e si metteranno in sicurezza anche i versanti nei tratti più pericolosi. C'è il progetto esecutivo, ma non ci sono i soldi per farlo. Però già il progetto esecutivo è già una roba importante. Per ora sono stati recuperati solo 3 milioni di euro dei 53 che servono attraverso il PNRR per la messa in sicurezza dei versanti. Il presidente di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, avvisa che nel frattempo comunque la 251 rimarrà una strada a rischio caduta massi. Il sindaco di Val di Zoldo, De Pellegrin, tornare presto alla normalità. Spero ci sia un confronto chiaro tra tutti i soggetti per riuscire a parlarsi e capire che cosa si deve fare per tornare alla normalità, spiega il sindaco di Val di Zoldo. La provvisorietà si può anche sopportare a patto che poi si riapra a pieno regime. Caro sindaco, a pieno regime si riapre solo se vengono fatte opere importanti, molto molto importanti. Quelle, ripeto, che Zoldo, come altre parti della nostra provincia, attendono da decenni. Per quanto sembri sproporzionato spendere così tanto per così poca popolazione, è l'unica soluzione per mantenere la gente in montagna e a presidio della montagna. C'è anche il discorso degli altri servizi, della sanità, poi vediamo anche sul Corriere su questo. La foto centrale del Gazzettino in prima pagina è dedicata a Cossalter perché ieri nel turno settimanale di calcio il Belluno era riuscito fuori casa ad avanzare 3-0 con una tripletta del nostro giocatore bellunese, però poi sono stati rimontati dall'Ambrosiana, squadra non fortissima. Vabbè, Belluno poteva portarsi a casa dei bei punti in trasferta, invece alla fine è finita 1-1. Sì, 3-3, quindi con un solo punto, insomma, vabbè. Crisi aziendali, ACC vende le linee produttive in Bangladesh, l'avete già visto ieri mattina su www.amicodelpopolo.it. Una multinazionale del Bangladesh si è aggiudicata i macchinari e i prodotti dello stabilimento ACC di Mel ed è pronta a sviluppare delle progettualità con le competenze professionali del nostro territorio. L'annuncio lo ha fatto ieri il sindaco Stefano Cesa, venerdì in municipio la firma dell'accordo. Sono scettici i sindacati, non c'è nulla da festeggiare. Era il caso di chiudere l'accordo con Sest prima di smantellare lo stabilimento. Sempre crisi aziendali, la Diab Longarone, restano i 185 esuberi, ma si cerca la soluzione e forse la si intravede anche, no? La Diab apre alla reindustrializzazione del sito perché questa azienda è finita in crisi per la crisi della plastica. Avrà una settimana l'azienda per individuare un advisor che si metta poi all'opera per ricercare possibili acquirenti. La nota dolente è il fatto che la proprietà dell'azienda di Longarone ha confermato la sospensione di alcune produzioni e quindi di 185 esuberi che da domani saranno a casa, retribuiti, ma saranno a casa in attesa di esuberi. Vuol dire che si attende, si cerca il modo di lasciarli a casa sempre. Vabbè, Boscaiolo ucciso da un ramo, il processo da rifare, il testimone è attendibile, la Cassazione annulla la condanna dell'imprenditore, l'unico testimone oculare presente è attendibile e andava preso in considerazione, per questo che la Corte di Cassazione ha cancellato la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione all'imprenditore di Fonzaso Gianvittore Zucco. Era accusato della morte del suo boscaiolo Pietro Fanfoni, schiacciato da un grosso ramo nel 2015 mentre lavorava a Sedico. Secondo il test, Fanfoni si sarebbe discostato di propria iniziativa dalle disposizioni del datore di lavoro tagliando il carpino.
Feltre gira in BMW, ma può avere l'avvocato gratis in famiglia, non una BMW e un terreno a Feltre, ma diritto al patrocinio gratuito, così la Corte di Cassazione ha annullato la condanna al Rom Feltrino. Sci, molti chiudono, il Faloria resiste fino a maggio, parliamo della stagione turistica lunghissima. Provincia, padrin ecumenico, ha dato una delega a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Al nostro Roberto Padrin, presidente della provincia, piace così e in effetti negli ultimi anni ha anche avuto un senso amministrare la provincia, per come è fatta la provincia adesso, in questo modo qua, l'ente provincia diciamo. Allora, la foto di pagina 2, la ripartenza dopo i roghi, c'è la foto della strada della Val di Zoldo che per chilometri è a ridosso delle pareti rocciose, con le reti, tutto quello che volete, ma il rischio c'è. Allora, l'intervista, le parole di Silvano Vernizzi, sarebbe da leggere tutto questo articolo di Andrea Zambenedetti, la provinciale sarà pericolosa anche quando riaprirà. Silvano Vernizzi di Veneto Strade, i progetti ci sono e potrebbero partire già domani se ci fossero i fondi. All'appello mancano 53 milioni di euro. A me verrebbe da dire devono partire già domani, bisogna trovare questi soldi, se i progetti sono pronti bisogna partire subito perché ogni anno la strada di Val Zoldo fa penare quella povera nostra gente che vive lassù. Allora, che cosa succede da oggi, dice l'articolo? Insomma, vi leggo un titolo in basso. È andata a fuoco a Longarone, lì, tanto da bloccare anche la strada per Zoldo, un'area pari, capiamoci, a 1428 campi di calcio. 1500 campi di calcio. Questo per dire la dimensione pazzesca dell'area devastata dall'incendio. Si dovrà capire se è anche una natura dolosa. Sicuramente se ci fosse stata manutenzione del territorio, sicuramente se non avessimo ridotto il clima in questo modo qua, ma pensiamo solo alla manutenzione del territorio che si fa se la gente resta in montagna e se ha motivo di restare in montagna, sicuramente non avremmo avuto questo disastro. La provinciale della Val di Zoldo, dice l'altro articolo, è attualmente interrotta tra Igne e Soffranco, costringendo gli abitanti della valle a fare il giro per i passi dolomitici per andare verso la pianura o verso Longarone. Il versante montano è stato messo a durissima prova dal fuoco che ha divorato ettari di bosco. A contribuire all'instabilità chiaramente è stata anche l'acqua arrivata dal cielo con elicotteri Canadair, oltre alla pioggia di queste ore. Il primo passo per aprire la strada, spiega Vernizzi, è la pulizia. Bisogna rimuovere il materiale crollato sulla sede, bisognerà poi valutare con i droni ed eventualmente anche con l'elicottero se ci sono massi pericolanti. Se non ce ne sono è meglio per tutti, altrimenti bisognerà disgaggiarli, cioè spingerli giù forzatamente, dice il Gazzettino. Poi dobbiamo procedere con i cartelli. Ogni 500 metri per i 5 km di strada interessata dall'incendio andranno posizionati i cartelli di pericolo caduta massi. Vedete com'è l'Italia, come sono le leggi. L'importante è mettere il cartello. Che avvisa che c'è la caduta massi, poi si può ripartire, no? La caduta massi resta lo stesso però, ok? Ma non basta ancora, dice l'articolo, perché prima di riaprire Veneto Strade dovrà fare un'altra operazione nei tratti più pericolosi. Installeremo dei semafori per realizzare 2 tratti a senso unico alternato. Rimarrà aperta la corsia più a valle, mentre quella più a monte sarà interdetta al traffico, in modo da contenere eventuali massi che dovessero scendere, capite? Una corsia sarà dedicata ai massi che cadono, capite che la possibilità è altissima. Per fare tutte queste cose, meteo permettendo, a noi servirà circa una settimana. Sempre in somma urgenza in quei tratti realizzeremo barriere paramassi per poter riaprire completamente, ma deve esserci un segnale comunque che c'è il pericolo di caduta sassi. Sul lungo periodo l'obiettivo è rappresentato dal progetto già esecutivo. Sapete che le progettazioni hanno varie fasi. Se è arrivati alla fase esecutiva vuol dire che si sa benissimo che cosa fare, mancano i soldi. Che metterebbe in sicurezza un tratto di 1 chilometro e 300 metri. Attenzione, non basterà comunque perché bisognerà mettere a posto i passi, lo ribadiamo. Con una galleria da 900 metri a Soffranco, il costo è di 38 milioni di euro. Se ci fossero e li avessimo potremmo anche andare in gara domattina. Poi abbiamo un altro progetto che riguarda i lati esterni della galleria della 251. Il costo è di 15 milioni di euro, serviranno per fare i paramassi e mettere in sicurezza il versante. 3 milioni li abbiamo subito, sono fondi del PNRR per la sistemazione dei versanti, un costo totale di 53 milioni, 3 sono già stati trovati, appunto ne mancano 50. La strada per mettere in sicurezza la porta d'accesso della Val di Zoldo, insomma, sembra molto in salita, anche senza guardare la cartina altimetrica. Vabbè,
Vabbè, insomma, capite che la situazione è veramente arrivata al limite, basta, non se ne può più. Via libera all'apertura parziale, il sindaco, giusto fare presto, ma poi bisogna finire le opere. Parliamo della voce di Camillo De Pellegrin. E poi si passa agli incarichi in provincia. Ieri sono state date le deleghe. Lanzarin, vi dicevo che ne avremmo parlato, l'assessore regionale ieri è stata a Belluno, a Sagrogna. Lo scoglio è la mancanza di personale, questo è il problema della sanità qua su da noi. L'assessore regionale alla sanità, così è impossibile la medicina locale se non c'è il personale. Ma anche qui torniamo a dire sempre il solito discorso: perché non c'è personale? Non c'è personale perché qua su è difficile vivere, perché si è lontani. Se le nostre prospettive tra l'altro sono verso sud, perché non ci si decide a fare un qualche collegamento verso nord, aprendoci anche al nord, il sud per noi qua su rimane lontano, e tanto più lontano se le strade che ci collegano sono sotto il rischio dei sassi. Chi volete che venga a venire a stare qua su? Chi si vuole che venga? Come fanno i medici a venire ad abitare in Cadore o magari in Zoldo, se le prospettive poi sono queste qua? Capite? Cioè, queste cose qui sono tutte collegate. Quello che c'è scritto nella pagina precedente sulla strada di Zoldo si riflette e illumina anche su quello che c'è scritto in questa pagina sulla sanità. Sembra chiaro, all'amico lo stiamo dicendo, amico del popolo, da decenni sosteniamo questo problema dei collegamenti e dei servizi. Fondi di confine, Feltre, l'Unione investe su sanità e ciclabili. Questa è l'apertura di Feltre. Sul boscaiolo, a pagina poi 9, pagina 10, ACC, macchinaria multinazionale del Bangladesh, troppo presto, dicono i sindacati, bisognava prima chiudere l'accordo con SEST. E andando avanti, lo sci a Cortina, poi lo sport, il sogno della finale si avvicina, Longarone Alpina, si sta parlando qui, vittorioso nella semifinale d'andata del Trofeo Veneto, ha vinto contro il Paese. Su Belluno c'è la pagina successiva su le Dolomiti bellunesi, Costalter non basta, Dolomiti sprecona, perché era arrivata al 3-0 e poi si è fatta rimontare, veramente un peccato. Allora torniamo alla prima del Corriere che non vi ho presentato del tutto. Non smantelleremo la sanità di montagna, è la voce, appunto, la promessa dell'assessore regionale, però abbiamo capito insomma che anche lei non sa bene come fare, visto che i medici non vogliono venire a stare qua su da noi, medici, infermieri. Rogo nell'azienda agricola, 4 cuccioli salvati dalla mamma. Poi la foto di Feltre, via Tezze, 6 stalli per la sosta, dubbi sul senso unico, Longarone c'è speranza, Diab cerca l'acquirente del ramo PVC, ma come abbiamo detto ci sono ancora gli esuberi, la gente viene mandata a casa. Dolomiti Bus a corto di autisti, pochi iscritti all'Academy, e poi la tripletta nel calcio. Le prime pagine sono ovviamente, giustamente, noi ne stiamo parlando meno perché abbiamo i problemi anche qui, sulla crisi in Ucraina, sulla guerra che continua a distruggere questo povero paese, da questo Putin che non sente ragioni, che ha fatto fallire anche il nuovo tentativo di negoziati, e quindi insomma la situazione veramente sembra drammaticamente non in grado di evolversi verso il meglio. C'è una foto dell'autostrada che porta da Kharkiv verso est con un morto ai bordi della strada, cose veramente non guardabili. Ormai le fotografie con i morti a terra sono sempre più frequenti e ci danno sì la misura di quello che sta succedendo, ma ci danno anche un dolore umano insopportabile, perché è impossibile vedere una strage di questo genere, tra l'altro a danno anche in buona parte dei civili. Allora io mi fermo qui con la presentazione oggi dei giornali della rassegna stampa di Radio Piave in Blu condotta dall'amico del popolo. Vi auguro un buon giovedì 31 marzo. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.